Terzo congresso provinciale dell'UGL, oggi stiamo vedendo che si parla di temi importantissimi, di immigrazione, di lavoro, alla presenza anche di un sottosegretario della Lega e quindi anche di assessori regionali. Ecco, cosa vuol dire un UGL che cresce, che sta diventando sempre più punto di riferimento fino all'isolamento che finora aveva avuto? Non penso che siamo mai stati isolati, forse molti anni fa sì, però negli ultimi anni abbiamo lavorato anche assieme agli altri sindacati. Forse la mia presenza è mancata perché io sono sì stato il segretario qua di Agrigento, ma sono dovuto andare per motivi sindacali a Roma a ricoprire contemporaneamente altri incarichi, come quello per esempio di rappresentare l'UGL all'ARA nella Presidenza del Consiglio, il patronato, insomma a livello di direzione generale. Ho dovuto fare un po' di tutto, diciamo. Mi sono dovuto calare in diversi ruoli, ma per una necessità che è emersa a livello nazionale. Detto questo, che la nostra è una provincia di frontiera, io lo so e lo sapete anche voi della stampa, insomma, noi qua abbiamo, oltre agli sbarchi ultimi delle ONG eccetera eccetera che ci sfiorano, abbiamo gli sbarchi fantasma, quelli che arrivano veramente, quelli che d'estate, quando il mare è buono, ci ritroviamo un po' tutti nelle spiagge, quando ci ritroviamo i cadaveri nelle spiagge, quando ci ritroviamo la gente che scappa, quando ci ritroviamo i fantasmi, queste persone che per la legge sono fantasmi e che vengono qua per delinquere, la maggior parte, perché chi viene qua per lavorare un visto anche turistico riesce ad averlo, riesce a trovarlo e poi in qualche modo poi un posto di lavoro lo trova. Diciamo. Ecco, tutto questo ci pone come frontiera dell'Europa. Non mi pare che l'Europa in questi ultimi anni si sia mai accorta che qualcuno abbia chiesto qualcosa per la nostra provincia, che è veramente in prima linea. Ecco, l'UGL come valuta queste ultime provvedimenti? Mi riferisco al decreto dignità. Addirittura c'è chi dice che sia stato un provvedimento fatto in risposta alla politica di Salvini per avere un certo controbilanciamento politico e che sia stato un provvedimento suggerito tale e quale dalla CGIL. No, assolutamente no. È un provvedimento che viene fuori soltanto da un accordo, da un contratto di governo fatto tra la Lega e il Movimento 5 Stelle da subito, così come ci saranno tanti altri provvedimenti che sono già concordati. Va forse un po' rivisto, aggiustato in qualche sua parte, lo si farà in Parlamento. Però in buona sostanza è una sterzata riguardo al precariato che fino ad oggi non è che ha portato moltissimi lavoratori in più, cioè ha portato i numeri a salire, cioè nel senso che noi abbiamo computato tra i nuovi rapporti di lavoro una miriade di rapporti precari che poi alla fine così non sono, ecco, perché sono rapporti che vanno a termine